Bella Wagyu, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction Verona-Napoli. Giochiamo a Verona, lì è sempre una partita difficile, quindi dobbiamo per forza vincere perché ci sono create un sacco di critiche intorno a questa squadra e quindi ci dobbiamo riscattare. Noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere. Ragazzi, poi durante questa sosta si è parlato molto di Garcia, soprattutto di un suo possibile esonero, e ieri lui ha smentito tutto questo e ha detto che ha la fiducia del presidente e dei dirigenti. Quindi voglio vedere oggi cosa dimostrerà qui a Verona. Io mi auguro il meglio per lui, però se perde questa per me deve prendere e andarsene, stesso lui, perché non ti puoi permettere di perdere un'altra partita. Quindi dai Garcia, mi raccomando. Anche Faraoni, Van Gogh, sinistra che gira sul primo palo. Mamma mia, bravo Meret! Oh, però non siamo partiti bene. Secondaria, la tocca ma lui per Raspadori che va in porta. Bravo Raspa! Peccato! Dai, dai! Vai Polita! Mannaggia! Dai, 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 mi aiuta! Raspadori! Politano! Sì! Non c'è Osimhen e comunque hanno messo il cross. Grande era Mario Rui. Se non mi sbaglio era Mario Rui. Grande Mario. Perché andava a saltare di Lorenzo. Grandi ragazzi. No, rettifico, era Raspadori che ha messo il cross. Grande Raspa. Bella Raspa. Vai Caiuste. Vai Caiuste. No. Politano. Vecchia. Politano. Però Caiuste che tiro hai fatto? Mamma mia. Vai Politano. Raspadori. Mannaggia. Che si sono mangiati però. Dai, ci siamo accesi dopo il gol, meno male. Sempre lì il Napoli, Zielinski, dentro Raspadori, finta Raspadori. Oh, rigore! Rigore! Dei brutti piedi, insomma, senza nulla forse servirebbe più lui di Ondara. E qui pallone buono per il destro. Mamma mia, abbiamo rischiato qua. Però gli abbiamo regalato sta palla. Vai Guara! Sì! Claro! Come l'arcire. Esulta in faccia alla curva del Verona. Vai Quara. Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che per il primo quarto d'ora non ha giocato bene, ma si è ripreso nel finale con il gol di Politano e poi il gol di Kvaratskhelia. Manteniamo questo ritmo e vediamo di non farci rimontare. Dai ragazzi. No! Bravo Meret! Bravo Meret! Finalmente vai! Sabato! Ale. Vai Quara! Vai Quara! Devi segnare! Kvaratskhelia! Perché non ho capito come mai erano così scoperti. No, meglio per noi. Grande Quara. È grandissima palla di Raspadori, tra l'altro. No! Ma come si fa a prendere un gol così? Ma come si fa a prendere un gol così? Ma dai! Di Lore, ma poi da te non me l'aspettavo proprio. Cioè, guarda là, guarda.
Cioè, metà colpa di Lorenzo e metà colpa di Rachmani. Cerca Raspadori, ma lui come ha posizionato il pallone, sembra andare a Raspadori. Va Raspadori, Mamma mia, ha parato! sposta di Montipo. Grande Raspadori, grande munizione. Punizioni così registicamente sono tantissime. Sono tantissime, assolutamente. Il Verona è comunque tornato dentro la gara. Vai Kvara, dalla Polità, bellissima. Vai Polità. Mannaggia. Zielinski. Vai Zielu. Finta Zielinski. Cagliuste. Sì! No. Ma l'avevo vista dentro, vai giù, scusate. Bravo Meret! Che parata! Sì Meret, dai, ti stai facendo riscattare. Siamo attenti. Vai Zielu. Simeo. Sì! Mannaggia miseria. Bravo Ciolito, bravo. Bravo Meret! Ma perché gli stiamo dando troppo? Gli stiamo dando troppo. Ci sta graziando Meret. L'ha visto dall'ultima a tutto, guarda là, pure deviata da Nathan. Bravo Meret. Simeone. Lindström. C'è il movimento di Zerbin, è servito. Vai Zerbin. Su destro. Zerbin. Cavalato. Bravo Zerbin, bravo. Riparte il Napoli. Sì. Sì, senza Osimhen. Ma Ragazzi, abbiamo vinto 3-1 contro il Verona. Il secondo tempo dopo il 3-0 abbiamo concesso troppo e infatti siamo stati graziati che abbiamo preso solo un gol. E dobbiamo ringraziare a Meret che si è riscattato dopo l'ultima partita, dove gli errori che ha fatto. E noi ci vediamo con la reaction di Champions con l'Union Berlino. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.